Giro d'Italia in meno di 3 settimane, il Genio Civile di Agrigento è riuscito a redigere il progetto ed acquisire i pareri in conferenza dei servizi e approvare lo stesso progetto e eseguire i lavori di pavimentazione delle strade della città dei Templi e del vicino comune di Porto Empedocle, che domenica prossima 4 ottobre saranno attraversate dalla seconda tappa del Giro d'Italia. Una vera e propria scommessa, in quanto i tempi a disposizione erano davvero esigui. Ad affermarlo il capo del Genio Civile Rino Lamendola, ma ero sicuro, continua Lamendola, che ce l'avremmo fatta, dimostrando ancora una volta l'efficienza del nostro ufficio, grazie anche alla professionalità e alla buona volontà dei funzionari incaricati, che hanno lavorato ininterrottamente anche durante i giorni festivi, servizio notturno, durante la messa in opera della segnaletica stradale orizzontale. I lavori che sono stati eseguiti dal Genio Civile di Agrigento a seguito dell'incarico conferito all'ufficio lo scorso 7 settembre dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico Salvatore Lizio hanno riguardato la scarificazione della vecchia pavimentazione, la sistemazione dei tombini non allineati alla superficie stradale, la posa di un nuovo tappetino bituminoso di usura idoneo al transito dei ciclisti e una rinnovata segnaletica stradale orizzontale. In particolare i lavori sono stati eseguiti su un tratto della strada statale 115 ricadente in territorio del comune di Porto Empedocle e sulla strada della città dei Templi, che saranno attraversate dal Giro d'Italia, come via Luca Crescente, via Crispi, Bonamorone, piazza Vittorio Emanuele, dove domenica 4 ottobre alle ore 16:30 circa è previsto l'arrivo della seconda tappa. In realtà il Giro d'Italia interesserà anche la passeggiata archeologica, che non è stata però oggetto dei lavori in quanto è stata ripavimentata recentemente e versa in buone condizioni. Ritengo doveroso, conclude Lamendola, sottolineare che i lavori sono stati eseguiti in virtù di un accordo quadro attraverso il quale il Dipartimento regionale tecnico aveva già individuato con apposita procedura l'impresa per l'esecuzione di lavori stradali sul territorio della provincia di Agrigento e soprattutto grazie alle risorse stanziate dal presidente Nello Musumeci e dalla giunta regionale con le delibere 376 e 378 approvate su proposta dell'assessore al ramo Falcone il 3 e il 10 settembre scorso.